Dopo il provvedimento di annullamento del ballottaggio, gli austriaci sono chiamati ad esprimersi nuovamente. Nella recente tornata elettorale aveva prevalso di poco Van der Bellen dei Verdi. Serracchiani, serve stabilità. Oggi è entrata in vigore la legge regionale sulle unioni territoriali con un'adesione a macchia di leopardo. Per l'ANCI questo nuovo soggetto sarà veramente operativo nell'arco di qualche anno. Le fiamme gialle dell'Isontino proseguono nella loro attività per stanare artigiani non autorizzati. Nelle ultime ore sono state individuate 2 donne che esercitavano la professione a casa propria e perfettamente sconosciute al fisco. Da qualche ora un aereo della pattuglia acrobatica domina la scena in Piazza Libertà a Udine, uno dei simboli di Conoscenza in Festa organizzata dall'Università di Udine con il sostegno della Fondazione Krupp. L'Udinese è stata un modello importante che ora va aggiornato, così nuovo DS bianconero Nereo Bonato, arrivato dal Sassuolo dal 20 luglio, squadra a Bleiberger con 8 amichevoli in programma, l'ultima al Friuli. Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Terremoto politico in Austria. La Corte Costituzionale ha invalidato il ballottaggio che aveva registrato il successo sul filo di lana di Van der Bellen. Ora i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne per eleggere il presidente. L'Austria dovrà tornare nuovamente alle urne. È questo il verdetto della Corte Costituzionale austriaca che ha invalidato per presunte irregolarità nel conteggio delle schede il ballottaggio presidenziale, vinto sul filo di lana dal candidato indipendente Alexander Van der Bellen contro il populista Norbert Hofer. Il secondo turno di votazioni, insomma, dovrà essere ripetuto, come stabilito dai giudici interpellati da Hofer, sconfitto lo scorso 22 maggio con uno scarto di poco meno di 31.000 voti. La decisione è giunta dopo 2 settimane di udienze pubbliche, nelle quali circa 90 testimoni sono stati chiamati a deporre. Il partito di Hofer aveva chiesto in particolare di ricontare i circa 700.000 voti espressi per posta, risultati decisivi per assegnare la vittoria. Il nuovo ballottaggio, annunciato il ministro dell'Interno, si terrà a fine settembre o inizio ottobre. Nel frattempo è rinviato l'insediamento di Van der Bellen, previsto per l'8 luglio. E per un approfondimento abbiamo ospite in studio il collega Marco Di Blas. Buonasera Marco, ben arrivato. Di Blas è un conoscitore come dell'Austria e ti chiedo subito che cosa è successo, se ci sono stati brogli o no? No, non ci sono stati brogli, lo ha riconosciuto nella sentenza della Corte Costituzionale che è stata letta oggi a mezzogiorno, ma anche quelli che avevano presentato il ricorso, cioè i legali del candidato sconfitto di Norbert Hofer, avevano segnalato una molteplicità di irregolarità, ma non denunciato brogli elettorali. Se vogliamo cercare di capire cosa è successo, possiamo dire che questa è un'esperienza che forse anche da noi molti scrutatori di seggio hanno. Ci sono delle regole minuziosamente articolate per dire quando si apre la busta, come si apre, cosa si deve fare, eccetera. In gran parte dei seggi sono state saltate queste procedure per accelerare i tempi. Diciamo principalmente sono stati anticipati i tempi, è previsto lo spoglio dalle 9 di mattina del lunedì, mentre hanno incominciato già la domenica sera. Apro una parentesi, stiamo parlando dei voti spediti per posta. Quindi al ballottaggio ci sono stati la domenica lo spoglio dei voti normali nei seggi e il giorno dopo dovevano incominciare lo spoglio di circa 700.000 voti spediti per posta. Anziché incominciare alle 9 di mattina, come prevede la legge, hanno incominciato alla sera, aprendo le buste, contandole, facendo i totali, qualche volta con la presenza di tutti gli scrutatori, qualche volta con l'assenza di alcuni scrutatori che poi il giorno dopo hanno firmato il verbale dicendo eravamo presenti. Ho capito, quindi non c'è dolo probabilmente? Direi che si può escluderlo, ecco, perché non c'è stata traccia di dolo, ma né i ricorrenti né la Corte Costituzionale ha riscontrato questo. Non c'è la data per la nuova... Le nuove elezioni non è stata fissata la data, però calcolando i tempi tecnici che ci vogliono potrebbe essere l'ultima domenica di settembre o la prima domenica di ottobre. Come hanno reagito i media austriaci in ovviamente per l'Austria questo è un terremoto, diciamo che la sentenza della Corte Costituzionale era abbastanza prevedibile, ecco, anche molti costituzionalisti nei giorni precedenti avevano detto che sarebbero state invalidate le elezioni non perché
il risultato non fosse corretto, ma perché non rispettando quelle norme si creava la possibilità di un broglio elettorale. E quindi per la democrazia e per la certezza dello Stato di diritto, ha detto oggi il Presidente della Corte Costituzionale Holzinger, queste norme, anche se rigorosissime, in questo caso la forma diventa sostanza. Ecco. Quindi la reazione è stata di un terremoto in Austria, praticamente i giornali sono pieni solo di questa notizia, ma più che altro per il danno d'immagine che ritengono di avere come paese, perché una cosa del genere non è mai successa nella storia dell'Austria e difficilmente penso in altri paesi d'Europa che elezioni del Presidente dello Stato vengano annullate e debbano essere rifatte. Grazie a Marco Di Blas, continueremo a contattarlo, a sentirlo in questi giorni proprio per vedere appunto come si muoveranno le autorità austriache. L'azione degli organi austriaci di garanzia costituzionale va rispettata come si deve fare sempre nel caso di democrazie avanzate e solide. L'auspicio è che il prossimo ritorno alle urne non apra un altro fronte di incertezza. Lo ha affermato la Presidente del Friuli Venezia Giulia Serracchiani commentando la sentenza della Corte Costituzionale austriaca. Dopo il violento scossone della Brexit, ha aggiunto Serracchiani, l'Europa ha grande bisogno di stabilità. Avvio a singhiozzo per le UTI regionali, oggi 1° luglio, giornata di partenza prevista dalla legge regionale. La situazione è molto variegata a prescindere dai comuni che non intendono aderire. Per l'ANCI le UTI saranno a regime solo fra qualche anno. 1° luglio, unioni territoriali ufficialmente al via, ma per il loro assetto definitivo ci vorrà ancora del tempo. A oggi la situazione è molto variegata, a prescindere dai comuni che non intendono aderire. Il processo di unificazione dei servizi ha una complessità importante, spiega il presidente di ANCI del Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta. La fase di start-up deve durare il meno possibile continua, ma perché il sistema vada a regime ci vorrà indubbiamente qualche anno. Sicuramente mettere a punto il nuovo sistema, gli fa eco il segretario generale di ANCI Alessandro Fabbro, sarebbe stato complicato anche se tutti i comuni avessero deciso di aderire alle unioni territoriali. Nella disomogeneità della situazione, il cervignanese appare tra le aree in cui l'avvio ha avuto meno intoppi. Come ci spiega il sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, nei giorni scorsi è stata individuata la governance dell'UTI agro-aquileiese, con la nomina del vicepresidente, il sindaco di Bicinicco, e dei coordinatori dei subambiti. Per il cervignanese sarà il sindaco di Terzo d'Aquileia e per il palmarino il sindaco di Palmanova. L'ente sovracomunale, spiega ancora Savino, avrà un suo codice fiscale degli organi propri rappresentanti dei sindaci dei comuni che ne fanno parte. Insieme gestiranno funzioni e servizi, ma soprattutto individueranno una gestione comune del territorio. In Friuli Venezia Giulia sono 12.500 le firme raccolte dalla CGIL per la presentazione dei referendum abrogativi per il Jobs Act. La CGIL taglia ampiamente il traguardo delle 500.000 firme per la presentazione dei referendum abrogativi anti-Jobs Act lanciati nell'ambito della campagna per la Carta dei diritti universali del lavoro. Le sottoscrizioni raccolte e depositate in Cassazione, come ufficializzato dal segretario nazionale Susanna Camusso, sono oltre 1.100.000 per ognuno dei 3 quesiti referendari, un traguardo raggiunto anche grazie alle 12.500 firme già raccolte dalla CGIL del Friuli Venezia Giulia, che si è mobilitata con banchetti nelle piazze e nei luoghi di lavoro per consentire a tutti i cittadini della regione di firmare nel proprio comune di residenza. La campagna si compone di 2 iniziative distinte, ma strettamente collegate fra loro. L'obiettivo principale è la presentazione della Carta dei diritti universali del lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare composta di 97 articoli che riscrivono, adeguandolo alla realtà attuale, lo Statuto dei lavoratori del 1970. A supporto dell'iter della legge, la CGIL ha anche elaborato 3 referendum di altrettante norme previste dal Jobs Act per riscrivere le regole sui voucher, sulle tutele dei lavoratori nell'ambito degli appalti e sulla tutela risarcitoria dei dipendenti ingiustamente licenziati. Entro il 31 ottobre la Cassazione si esprimerà sulla conformità della sottoscrizione, dopodiché, entro il 15 dicembre, i quesiti formalmente ammessi saranno inviati alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità, che dovrà essere pubblicato entro il 10 febbraio del prossimo anno. Se la pronuncia della consulta sarà positiva, lo svolgimento del referendum dovrà avvenire tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2017.
I nuovi sindaci di centrodestra usciti vittoriosi dal ballottaggio sono pronti al lavoro. A Trieste Di Piazza ha presentato la sua giunta, mentre a Pordenone Ciriani sta organizzando il primo consiglio comunale. Trieste da oggi ha una nuova squadra di governo. Il neoeletto sindaco Roberto Di Piazza, a mezzogiorno in Piazza Unità, ha presentato la giunta alla cittadinanza. Il primo cittadino ha tenuto per sé le deleghe a servizi finanziari, progetti strategici, Porto Vecchio e Ferriera. Il vice sindaco sarà Pierpaolo Roberti della Lega Nord, con deleghe a sicurezza, polizia locale, grandi eventi e famiglia. Al Carroccio anche l'urbanistica affidata a Luisa Polli e agenda digitale e comunicazione, di cui si occuperà Serena Tonel, la donna più votata del Carroccio. Per la lista di Piazza, il sindaco ha scelto i fedelissimi Carlo Grilli alle politiche sociali e Giorgio Rossi, che avrà cultura, sport e giovani. Per Forza Italia siederanno nell'esecutivo Maurizio Bucci, con delega al turismo, Michele Lobianco alle risorse umane e ai servizi al cittadino, Lorenzo Giorgi, già consigliere comunale che gestirà il commercio, e Angela Brandi, a cui sono state affidate le deleghe a educazione e università. In casa Fratelli d'Italia l'ha spuntata una donna per far quadrare i conti con le quote rosa. L'importante referato dei lavori pubblici è stato affidato a Elisa Lodi. Tutti gli assessori eletti si dimetteranno dal Consiglio, come voluto dal sindaco. E se a Trieste è appena stata nominata la giunta, a Pordenone si pensa già al primo consiglio comunale. Il sindaco Alessandro Ciriani l'ha fissato per il 21 luglio alle 10 del mattino. All'ordine del giorno la convalida dei consiglieri eletti, il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del Consiglio, la presentazione della giunta e soprattutto l'approvazione del rendiconto della gestione 2015. Su quest'ultimo argomento Ciriani ha coinvolto anche i candidati sindaci non eletti, che hanno manifestato la loro disponibilità. Il primo cittadino ha spiegato che la prima assise comunale non sarà una semplice presentazione, ma un consiglio operativo che, con l'approvazione del conto consuntivo, apre l'analisi al ben più importante bilancio di previsione 2016. La cronaca nera, tragico incidente a Davaglio di Lauco, dove un 54enne di Martignacco, Pierluigi Verlino, è stato schiacciato dal suo trattore. Lo suo uomo stava affrontando una ripida salita quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Ad accorgersi dell'accaduto la madre, che ha chiamato i soccorsi, purtroppo vani. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Comeglians. Ed è stata ritrovata viva ma sotto shock Paola Barro, insegnante del liceo artistico Sello di Udine. Scomparsa da ieri sera, la donna ha trascorso la notte alla DIAC ed è stata trasportata all'ospedale per accertamenti. A lanciare l'allarme ieri era stato il marito, che si era spaventato non avendola vista rientrare. Ieri la donna era andata a trovare alcuni parenti a Portogruaro, sua zona d'origine, ed è lì che per ultima volta il suo telefono cellulare si era agganciato alla cella. Poi il silenzio. L'insegnante avrebbe dovuto presentarsi in serata al consiglio d'istituto della scuola, ma non si era fatta vedere. Le ricerche tramite GPS hanno permesso questa mattina di trovare l'auto della donna nella zona di Gemona, a Ospedaletto. La macchina è stata ritrovata nei pressi di una chiesetta dove la donna era già solita recarsi per passeggiate. Nelle vicinanze c'è anche un laghetto. Sul posto dal primo pomeriggio le ricerche, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Gemona e Udine, le unità cinofile, gli uomini del soccorso alpino e una squadra del nucleo sommozzatori. Ha sorvolato la zona anche un elicottero partito da Mestre. La Guardia di Finanza di Monfalcone ha pizzicato un estetista e una manicure che operavano abusivamente nelle loro abitazioni in veri e propri centri estetici sconosciuti al fisco. La Guardia di Finanza di Monfalcone ha individuato e sottoposto a verifica fiscale 2 persone che svolgevano in casa l'attività di estetista e manicure. Le 2 professioniste sono risultate completamente sconosciute al fisco. I finanzieri hanno scoperto un ammanco per le casse dell'erario di oltre 100.000 euro di ricavi non dichiarati e 25.000 euro di IVA non versata. Nelle loro abitazioni, nel Monfalconese, le 2 avevano allestito dei veri e propri studi estetici, ben equipaggiati con lettini, strumentazione per la depilazione, lampade UV e materiale specializzato per la ricostruzione e decorazione delle unghie. Nel corso degli appostamenti effettuati era da subito saltato all'occhio il flusso di clientela che entrava e usciva quotidianamente dalle loro case. Le successive verifiche, autorizzate dalla Procura della Repubblica, hanno portato alla luce i centri estetici abusivi. Grazie anche alle dichiarazioni fornite da molti clienti, appositamente identificati e sentiti, i militari hanno ricostruito il volume di affari in nero, contribuendo alla concorrenza leale a garanzia dei soggetti virtuosi che operano nel territorio isantino. E non ce l'ha fatta la donna di 68 anni investita ieri poco dopo le 18:30 a Feletto in Piazza Libertà. L'anziana stava passeggiando a bordo careggiata con i 2 nipotini quando è stata travolta da un'auto condotta da un giovane di Tavagnacco. Il ragazzo ha detto di non averla vista, immediati soccorsi e il trasporto in ospedale a Udine, ma le condizioni dell'anziana, che nell'impatto aveva battuto la testa sull'asfalto, erano apparse subito molto gravi. Nella notte il decesso.
E rissa in strada ieri a Faedis, dove due vicini di casa si sono presi prima a spintoni poi a pugni, calci e pure testate per una lite di vicinato. I due erano già in cattivi rapporti, ma fino a ieri si erano sempre limitati a scambi di accuse, insulti verbali da un cortile all'altro. Per motivi ancora da accertare le cose sono degenerate e altri dirimpettai e passanti hanno cercato di dividere i due prima di chiamare le forze dell'ordine che hanno sedato il litigio e placato gli animi prima che la situazione degenerasse. I litiganti sono stati medicati dal personale del 118 arrivato appunto a Faedis. Spilimbergo è in lutto. Dopo una breve malattia ieri sera è morto Giuseppe Camerin, conosciuto da tutti in città come Beppi, impegnato nelle associazioni, soprattutto nella pesca e nella politica locale, una persona solare aperta, impegnato da sempre nel volontariato e nell'associazionismo. Camerin è stato un attivo sostenitore degli ideali identitari e federalisti del nostro movimento, attento ai bisogni della comunità, ha fortemente voluto dare il proprio contributo in seno alle amministrazioni comunali, così lo definiscono gli aderenti alla Lega Nord spilimberghese. Anche il sindaco Renzo Francesconi si unisce al cordoglio. A settembre avevo concordato con lui di proiettare il suo video sul terremoto di cui andava tanto orgoglioso che era andato in onda anche su Telefriuli. Sempre attento e premuroso, il laghetto di Barbeano era la sua seconda casa di cui era molto innamorato, un cuore di vero alpino che metteva a disposizione per il bene della comunità, una tessera del nostro bel mosaico che è andata avanti. Esprimo, conclude Francesconi, le mie più sincere e sentite condoglianze a tutta la famiglia. I funerali avranno luogo domani, sabato 2 luglio alle 10:30 nel Duomo di Spilimbergo, dove il feretro giungerà dall'ospedale locale. Il Santo Rosario sarà recitato e viene recitato in questi momenti nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone. Ed è tempo di bilanci per Franco Mattiussi, vicepresidente della Giunta provinciale con delega al turismo. Nonostante le previsioni nefaste dell'inizio anno, siamo riusciti a distribuire fondi propri, fondi nostri, per circa 250.000 euro. 250.000 euro che si dividono in 108.000 in spesa corrente e 145.000 in conto capitale. Quindi per fare dei piccoli investimenti e per sostenere quelle manifestazioni che sul territorio abbiamo aiutato 86 enti, quindi un numero importante di associazioni, di comuni, di altre attività che sul territorio animano nella stagione estiva soprattutto, ma anche nelle stagioni intermedie, animano il nostro territorio e danno l'opportunità al turista di poter verificare quelle che siamo capaci di fare sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto identitario, perché molte di queste iniziative hanno un carattere culturale e identitario, quindi si va ad affermare quello che io dico è il nostro più grande prodotto turistico, la nostra identità. È mancato solo un numero a un giocatore del Superenalotto di San Giorgio di Nogaro per centrare il jackpot da sogno da oltre 100 milioni di euro. Ha realizzato però un 5 da 15.000 euro con la schedina vincente giocata nella cartoleria Chester di via Roma. La sestina esatta manca dal 16 luglio 2015. Nel frattempo sono passate 150 estrazioni e un record e il jackpot è salito a 102,3 milioni. Terzo premio in palio più alto al mondo e quarto nella storia del gioco. Il nuovo concorso per insegnanti, e cambiamo decisamente argomento, non coprirà l'intero fabbisogno. I docenti precari con un'esperienza in molti casi più che decennale continuerà a essere negata la possibilità di assunzione per scorrimento in graduatoria. Potranno entrare in ruolo solo attraverso un concorso che per il momento non è previsto e continueranno a essere assunti a tempo determinato fino al raggiungimento di 36 mesi di servizio. Lo sostengono i rappresentanti della Lega Nord che hanno depositato alla Camera la mozione sul rischio docenti esodati. È un evento straordinario per Udine, quello che vede protagonista l'Alenia Aermacchi MB 339 PAN, il velivolo della pattuglia acrobatica nazionale, frecce tricolori, esposto in Piazza Libertà fino a domenica 3 luglio. Si inserisce nell'ambito di Conoscenza in Festa, la manifestazione organizzata dall'Università di Udine che coinvolge tra gli altri la Fondazione Krupp. Anche le frecce tricolori partecipano a Conoscenza in Festa. Oggi in Piazza Libertà il taglio del nastro, c'è la possibilità da adesso di visitare, di vedere da vicino un aereo, uno degli aerei che si vedono appunto nei cieli del Friuli e di tutto il mondo durante le manifestazioni della PAN. Sì, allora siamo qua oggi grazie alla Fondazione Krupp che ha voluto regalarci la magia delle frecce tricolori e oggi
oggi sono voluto montare qua con la toga perché il nostro motto sarà Uniud decolla. Che cosa rappresenta che questa iniziativa nell'ambito delle varie iniziative di Conoscenza in Festa? Ma questa è un'eccellenza italiana, un'eccellenza che è basata nella nostra regione, e collegare Conoscenza in Festa, la conferenza dei rettori, la nostra università, le Frecce Tricolori e l'Italia è una delle cose più belle che potevamo fare. Questa è una novità assoluta, eccezionale, straordinaria, ma non soltanto per Udine, per le Frecce Tricolori e per il legame che ci unisce ormai da tanti anni. E credo che questo sia un segnale molto importante che si dà alla città di Udine, al territorio friulano, che lega la sua storia a quella delle Frecce Tricolori e a quello che rappresentano i valori che stanno dietro, che noi cerchiamo da anni di trasportare anche nelle scuole con i ragazzi delle Frecce Tricolori. Udine quindi si è aperta anche con grande appunto, disponibilità proprio per ospitare questa manifestazione importante del mondo accademico. Noi anche come comune promuoviamo molto la conoscenza, ma certamente queste giornate hanno un taglio molto intenso e vedranno qui raccogliersi tanti universitari ma anche tanti cittadini curiosi di conoscere. Nell'ambito di Conoscenza in Festa, il Collegio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si è riunito, presente tra gli altri il Presidente nazionale Gian Pietro Giovannetti in via straordinaria a Udine anziché a Roma come avviene normalmente. Nel pomeriggio si è svolto anche l'incontro con il Consiglio direttivo del Collegio Provinciale di Udine presieduto da Sergio Commisso. Nell'occasione è stata affrontata la questione delle lauree professionalizzanti. Tra 5 anni infatti per accedere alla professione non sarà più sufficiente il diploma ma servirà una laurea triennale. Il Collegio dei Periti Industriali si sta accordando con il sistema universitario per istituire adeguati percorsi di studio. Vi ricordo che Telefriuli domani dalle 16:30 circa vi offrirà una diretta dalla loggia del Lionello proprio per raccontarvi in prima linea uno dei tanti eventi legati a Conoscenza in Festa. Mentre stava preparando l'impresa della scalata e conseguente discesa con gli sci del Muztagh Ata, cima di oltre 7.500 metri nel Mircinese, che inizierà sabato prossimo, Andrea Interbartolo, noto atleta goriziano, con la sua fidanzata Linda, ha avuto un incontro speciale del terzo tipo, molto raro, con il re della montagna, lo Stambecco, che si è fermato con loro e ha mangiato dalle mani dei due atleti, cosa rarissima, di solito scappano subito. L'incontro è avvenuto sugli altipiani del Montasio e vi ricordo tra l'altro che la stessa persona, Interbartolo, in futuro, sempre in Cina, nel Pamir, darà vita a una nuova impresa con Edoardo Resen, suo socio, e quindi conclusa un'impresa, se ne sta preparando un'altra. E siamo venuti per sapere qualcosa di più di un incontro del, possiamo dire, terzo tipo, quarto tipo. Eccolo qua che arriva. È arrivato qua perché è proprio con Andrea Interbartolo che vogliamo parlare di questo incontro particolare che avete avuto dove? Ma su cima di Terrarossa, sopra gli altipiani del Montasio. E lo sveliamo, con il re della montagna, così almeno viene chiamato, giusto? Sì, uno Stambecco. Cosa è successo? Ma siamo arrivati in cima a 2400 metri dopo 2 ore circa di cammino e niente, abbiamo trovato sulla cima questo Stambecco che ci è venuto incontro, quasi un animale domestico. Gli abbiamo dato solo un pezzettino di pane perché non è che si può snaturare con questi animali qua, devono mangiare quello che trovano, erba, muschio e sì, non si può dare troppo da mangiare, però l'abbiamo visto affamato e un pezzetto di pane e basta. Ma vi è venuto vicino in questo caso? Sì, è venuto vicino lui, era già vicino a degli austriaci sulla cima e poi siamo arrivati noi, è venuto da noi, poi è arrivata altra gente e è andato a salutare tutti, insomma. Cosa rara? Cosa rarissima, sì, in tanti anni insomma che frequento le montagne non mi è mai capitato, ecco. Probabilmente, sicuramente aveva fame e quindi dalla gente che arriva in cima sicuramente qualcosa riceverà.
Tutto pronto per la nuova edizione di Passeggiando sotto le stelle, l'evento centrale dell'estate di Azzano X che porterà ogni lunedì di luglio arte, musica, intrattenimento e beneficenza. Proprio da quest'ultimo punto partirà il calendario di eventi con il primo appuntamento lunedì 4. Al centro della serata ci saranno la musica e l'attenzione ai meno fortunati, infatti in Piazza Libertà ci sarà un evento benefico dove si raccoglieranno fondi da donare all'area giovani del CRO. Varsila Italia è disposta a ridurre gli esuberi di 2/3 sui 90 dichiarati, lo ha detto in un incontro al Ministero Sviluppo Economico con il Coordinamento Nazionale di FIM, FIOM e FUILM e in rappresentanza delle istituzioni locali il vicepresidente della Regione Bolzonello e il sindaco di Trieste di Piazza. L'azienda ridurrebbe il numero con parziale recupero delle strutture di attività di testing e a sinergie con le altre aree di business di Varsila Italia. Anche l'industria guarda al modello della ricostruzione dopo il terremoto 76 per trarre ispirazioni per la ancora difficile situazione economica. Prima le fabbriche, poi le case e infine le chiese. E questo è uno dei motti che ha animato la ricostruzione del Friuli terremotato. Proprio il ripristino del sistema produttivo è protagonista della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, e allestita in collaborazione con il CRAF di Gemona. Le immagini storiche riprendono le macerie e la rinascita degli stabilimenti di Fantoni, Ferriere Nord, Manifatture Gemonesi e Snaidero. E proprio nel ricordo di Rino Snaidero, la Regione, rappresentata dal Presidente del Consiglio Franco Jacob, ha voluto consegnare un riconoscimento alla vedova Maria e al figlio Eddie. Il Presidente degli Industriali Matteo Tonon ha sottolineato come dopo appena 18 mesi dal sisma era già stato recuperato l'80% della capacità produttiva e dopo 36 si era arrivati al 120%, a dimostrazione che dalle macerie era rinato un Friuli più forte e più competitivo di prima. Guardando queste fotografie in primis, mi piace sottolineare come il nostro modello, il nostro Friuli, le nostre imprese, le nostre genti, le persone che hanno vissuto il dramma del 76, quelle stesse persone oggi non chiedono la commemorazione del terremoto, ma chiedono ancora la condivisione di quella che è stata una storia straordinaria nel suo dramma, dal sisma che innegabilmente ha portato giù i sogni, le speranze e i desideri di una parte importante del nostro Friuli che dal giorno dopo si è messo subito all'opera per dar vita a quello che oggi abbiamo giudicato e che oggettivamente viene giudicato come il miracolo della ricostruzione del Friuli, ma noi dobbiamo sempre ricordare come il miracolo della ricostruzione del Friuli è stato reso possibile proprio dall'impegno di tutti, di tutte le componenti della società. Confindustria prende questa tappa come un percorso che la porterà anche all'Assemblea, però guardando al futuro. Assolutamente guardando al futuro, così come d'altra parte il nostro sistema è sempre stato abituato a fare, a cogliere quelle che sono state le sfide della storia, del passato, in momenti difficili, difficilissimi, e anche quali sono state le componenti che hanno permesso al nostro territorio di rigenerare valore. Ecco perché in qualche modo a 40 anni dal sisma, oltre a ricordarlo e a condividerlo, dobbiamo insieme con forza guardare a quello che sarà il percorso del Friuli, a cosa potrà accadere nei prossimi anni, a quelle che sono le tantissime sfide che continuiamo ad affrontare. Domenica 3 luglio, il gruppo A2A, in occasione della tradizionale festa del pesce di Sonplago, aprirà le porte della centrale idroelettrica di Power, un viaggio nel cuore della montagna per scoprire come nasce l'energia rinnovabile per l'eccellenza. La visita all'impianto è un'esperienza unica, un'opportunità per apprezzare e conoscere ciò che grazie all'ingegno dell'uomo si trasforma dell'acqua in un bene irrinunciabile per la nostra quotidianità. Quanto è stato realizzato grazie al lavoro e al sacrificio messo in campo nel secolo scorso da numerose maestranze, molte anche locali. E adesso siamo pronti con la vignetta di Venturini. Manamana. 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 Ex portiere, direttore sportivo dal 99, ultimo incarico al Sassuolo. Ecco Nereo Bonato, il nuovo direttore sportivo dell'Udinese. Credo anche che gli anni
allenamenti doppi ogni giorno, 10:30 al mattino e 17:30 al pomeriggio. Questo per quanto riguarda la prima fase, quella che viene definita del pre-ritiro e che durerà appunto da lunedì fino al 19 luglio prossimo. Dal 20 si cambia, come già anticipato la destinazione sarà l'Austria. Oggi è stata definita la località, si tratta di Bad Bleiberg, un paese a 900 metri di altitudine, a circa 18 minuti, ha specificato Colavino, dal confine tra l'Italia e l'Austria. Lì si rimarrà fino al 2 agosto e il giorno dopo si rientrerà a Udine, dove il 3 si svolgerà l'ultima di 8 amichevoli nel giro di almeno di un mese e sarà quella probabilmente con l'avversario di maggior C'è qualche problema, vediamo di ripuntare il servizio, quindi avevamo detto appunto del servizio legato alla presentazione del nuovo direttore dell'Udinese Bonato, vediamo, ve lo riproponiamo. Udine, come dicevo prima, è stata per anni un modello che io ho anche studiato durante il mio percorso di crescita, però credo anche che gli anni passano, bisogna essere aggiornati, bisogna cercare di portare tutti quei miglioramenti possibili per stare al pari coi tempi e quindi cercare di mantenere l'Udinese nei top club sotto il profilo della gestione sportiva. Io sono convinto che all'interno già dell'organico di Udinese ci sono dei valori che devono essere ritrovati e su questo sicuramente batteremo, al di là di cercare di dare nuova linfa, cercare di creare un nuovo percorso. Sono d'accordo che i cicli importanti nascono sicuramente da zoccoli duri. Sono altrettanto convinto che questo zoccolo duro sia dato soprattutto dal senso di appartenenza che può essere dato da italiani ma può essere dato anche da stranieri. In questo periodo quasi tutte le squadre hanno questa voglia di prendere tanti italiani e per questo diventa sempre più difficile prendere i profili più giusti. Noi dovremmo essere bravi da qui in avanti, individuare quelli che fanno al nostro caso e acquisirli subito, perché se si arriva un po' in ritardo arrivano gli altri, perché Udinese ha un numero elevato di giocatori, quindi bisogna darsi una strategia. Io credo che sia importantissimo in tempi brevi cercare di sfoltire l'organico, permettere al mister di vedere da vicino i ragazzi che sono contrattizzati, che potrebbero rientrare nel nostro progetto tecnico e poi intervenire dove si sono evidenziate eventuali lacune da colmare e lì dovremmo essere bravi a intervenire con celerità. Credo che Scuffet abbia anticipato di un anno quello che era il percorso che probabilmente farà Meret, quindi presumibilmente credo che quest'anno andrà a giocare Meret e credo che rimarrà il nostro interno Scuffet. Come diciamo, l'Udinese è in pieno movimento. Dal 20 luglio ci saranno delle date estive, delle gare appunto che saranno affrontate dai ragazzi di Iachini. Dall'11 luglio il via alla campagna abbonamenti. Lunedì si riparte, allenamenti doppi ogni giorno, 10:30 al mattino e 17:30 al pomeriggio. Questo per quanto riguarda la prima fase, quella che viene definita del pre-ritiro e che durerà appunto da lunedì fino al 19 luglio prossimo. Dal 20 si cambia, come già anticipato la destinazione sarà l'Austria. Oggi è stata definita la località, si tratta di Bad Bleiberg, un paese a 900 metri di altitudine, a circa 18 minuti, ha specificato Colavino, dal confine tra l'Italia e l'Austria. Lì si rimarrà fino al 2 agosto e il giorno dopo si rientrerà a Udine, dove il 3 si svolgerà l'ultima di 8 amichevoli nel giro di almeno di un mese e sarà quella probabilmente con l'avversario di maggior livello. Lo sparring partner sarà una squadra dalla Premier League, ma la società precisa subito non si tratta dei cugini del Watford. E allora via con il programma delle amichevoli. Si parte il 16 luglio a Villach contro il Krasnodar, il giorno successivo
successivo, sempre a Villach, si affronterà l'Union Berlin, squadra di Serie B tedesca. Il 24 luglio poi di fronte ai bianconeri ci sarà il Besiktas per un amichevole sempre da giocarsi in Austria. Le altre date il 23, il 28 e il 2 agosto, fino ad arrivare appunto alle 3 allo Stadio Friuli, ultima uscita amichevole prima di fare sul serio dal 13 agosto in Coppa Italia. E anche per i tifosi è tempo di iniziare a pensare alla nuova stagione. Da lunedì 11 luglio il via alla campagna abbonamenti che verrà presentata venerdì prossimo 8 luglio. E prima di salutarci ci colleghiamo con Alexis Sabot che si trova a Palmanova per la trasmissione Telefriuli Estate. A te Alexis. Sì Daniele, buonasera a te, telespettatori di Telefriuli. Come vedete ci troviamo in una splendida location, ovvero nella sede del Club Sunshine, la scuola di danza orientale, per seguire l'evento bellissimo Oriental Week Long che è iniziato ieri, ovvero lezioni di danza orientale, poi in serata lo spettacolo. Ci sarà anche la possibilità di seguire in diretta un concorso a 4 squadre, il Team Match, che vedrà gareggiare 4 regioni, ovvero Veneto, Marche, Emilia, Romagna e Puglia, e naturalmente saremo accompagnati nel corso della diretta da Simona Minisini, campionessa internazionale di danza orientale e insegnante del Club Sunshine di Palmanova. In giuria, per quanto riguarda il concorso, ci saranno gli insegnanti delle scuole più artiste internazionali che provengono dalla Russia e dall'Israele. Noi quindi dalle 20:30 saremo in diretta per Telefriuli Estate proprio a bordo piscina. Appuntamento dalle 20:30. A te Daniele, buona serata. In proprio gola, viste le temperature, di fare un tuffetto in quella piscina, magari al termine della diretta. Alexis, ci proverai, chissà. Bene, con questo io vi ringrazio di cuore per la vostra cortese e fedele attenzione. Ringrazio anche Marco Di Blas che è stato con me fino al termine del nostro notiziario. Alla prossima, arrivederci.